Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento da mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook con moltissimi messaggi, moltissime ovviamente le persone che vogliono intervenire, però andiamo con ordine. Elisabetta Corazza, il sondaggio come sta andando, se hai novità dal web? Allora, i voti crescono, aumentano, però le percentuali sono quelle di prima, quindi la maggior parte delle persone, dei votanti, l'85%, è favorevole all'annullamento della stagione. Invece il 15% dice che bisogna terminare i campionati. Tutti dicono, continuano a dire che è meglio terminare così com'è, non capisco perché poi non venga presa in considerazione quando la maggioranza sono numeri veri, perché non sono numeri, però è gente che ci manda i messaggi. Vado a leggere i messaggi, poi vengo da voi. Leggo i messaggi, andiamo a leggere i messaggi. I primi 4, ne passiamo 4 alla volta perché tutti altrimenti diventa problematico. Buonasera, io sono d'accordo con il presidente della FIGC, finiamo il campionato, poi troviamo delle soluzioni per un anno di transizione. Mi sembra la scelta più corretta. Andiamo al secondo, rapidamente, se magari vi firmate anche più piacevole. E con il calciomercato cosa succederà? Per non pensare tutti i contratti in scadenza, che questo è un problema che poi affronteremo anche con Andrea D'Amico e con Diego Bonavina per quanto riguarda i calciatori. Andiamo al prossimo. Il calcio italiano ha sempre fatto vedere di che pasta è fatta nei momenti di crisi. Speriamo sia così anche questa volta. Questa non è una crisi, questa è una cosa che va al di là della crisi. Andiamo nel prossimo. Arriva, eccolo qui. Ogni Lega deve votare al proprio interno, a maggioranza. Cosa bisognerà fare per terminare la stagione? Così si prende una decisione quando più vicina alla volontà di tutti. Lo so, c'è anche questa problematica. Allora, nell'attesa di avere l'altro ospite, perché poi avremo anche i calciatori, quindi sentiremo anche il pensiero di loro, perché c'è una riduzione degli stipendi, i vari contratti, tu fai parte dell'associazione calciatori, Diego, la situazione mi sembra... Io, Stefano, nella ragionamento del fattore della pubblicità ci vorrebbe molto tempo per aprire questo dibattito, però sono già passati quasi 50 minuti e quindi ci vorrebbe una notte intera per ragionare su questa problematica. Ma io credo che però una cosa la dico, Serie D e dilettanti ormai il sipario è calato, è difficilissimo. Io ho parlato oggi con Pasquato, è un'intervista che uscirà domani sul Mattino, che Pasquato, come sapete, ha accettato di scendere nei dilettanti in Serie D a Campo d'Arsego e lui dice le ipotesi di poter, io vorrei vincere sul campo, però mi rendo anche conto che è una situazione... E quindi? Quindi io dico, dilettanti e Serie D praticamente ormai li mettiamo in archivio con questa stagione. La Serie C mi pare molto problematica, lo dico molto ma molto problematica, perché non hanno tutte quelle disponibilità che diceva Diego prima. Che diceva prima. Sulla Serie B mi piacerebbe sentire se davvero tutte le società sono attrezzate per poter seguire quei punti che nel protocollo di oggi sono stati fissati, e la Serie A, per ovvie ragioni, anche perché ci sono interessi in ballo enormi, verrà portata a termine. Il problema, secondo me, però, è temporale, cioè siamo al 15 di aprile. Questa situazione con 600 morti al giorno e con positivi ogni giorno che aumentano, non è una situazione da prendere, come pensare tutti, è finita, il plateau è stato raggiunto e adesso tutto mi pare di capire anche da chi ne sa molto più di me e di tutti noi, che è una cosa lunga. Per cui, voglio dire, se le scuole si riapriranno forse a settembre, se gli stadi, qualcuno ipotizza appunto, e le discoteche, cioè luoghi di divertimento tra un anno, cominciamo a ragionare sui tempi di questa stagione. Cioè o si chiude come hanno fatto gli altri sport, oppure si accetta l'idea che questo campionato possa ripartire a settembre. Diego ha detto giustamente, sono troppi Serie A interessi per chiudere, come fai a chiudere la Serie A alla Champions? Ma no, io parlo dei tempi, chiudi in sicurezza il campionato ma a partire da settembre, quando sarà il momento, certo. Non certo come vogliono loro adesso a fine maggio. Diego volevi intervenire, poi Andrea D'Amico, se possiamo rimettere il video. Cioè, io la vedo così. Ci sono tante cose, onestamente, perché sentendo parlare poi uno collega, si fa delle argomentazioni. Io credo, Giorgio, che stasera, e io credo che Primus Inter Pares sia una trasmissione importante perché si parla sempre di cose molto, molto importanti.
Stasera mi dà l'impressione che ci troviamo qua un gruppo di amici a parlare di ipotesi veramente, cioè di nulla, del nulla, perché stiamo cercando di affrontare quello che sarà domani di argomento calcistico. Poi mi piacerebbe parlarne dell'aspetto sportivo, perché non c'è solo il campionato di Serie A, ma ci sono tantissimi altri sport da questo punto di vista. Ma io dico, dovremmo avere il coraggio di dire che siccome, e lo ribadisco, pensare di ricominciare i campionati con rischio zero è impossibile. Oggi allora è impossibile, ma io sarei favorevole a non pensarci più, non certo. Possiamo ipotizzare una ripresa dei campionati, perché la sicurezza dei calciatori dov'è? Dov'è la sicurezza dei calciatori? Ma sono d'accordissimo con te. Allora, io dico, cioè, guardiamo tanto in là, tanto io credo che i farmaci probabilmente entro l'estate si dovrebbero trovare, ma il vaccino no, il vaccino si arriverà alla fine dell'anno. Allora io dico, dobbiamo avere la sicurezza, ma ragazzi, ma stiamo pensando, come giustamente diceva Stefano, che le scuole non funzionano, abbiamo chiuso tutta l'economia italiana è chiusa, mondiale, e noi ci stiamo, per carità, io ho i globuli rossi che hanno il pallone da calcio dentro, cioè io lo dico, detto da me, è una cosa veramente quasi blasfema. Però purtroppo è questa la situazione, stiamo parlando veramente di cose fantasiose, perché fino a che non ci sarà qualcuno che ci dice calciatori rischio zero, staff rischio zero, possiamo riprendere, e questo a breve sarà impossibile. Andrea D'Amico, nei ragionamenti che stiamo facendo. Si può dire tutto e il contrario di tutto. Parla Diego e dice delle cose giustissime. D'altra parte mi verrebbe da dire che come stanno lavorando, non hanno mai smesso di lavorare certe aziende che erano fondamentali per il paese, così con una messa in sicurezza bisognerebbe riprendere con tutte le altre, perché purtroppo quello che dice Diego non saremo sicuri nemmeno il prossimo anno, perché magari a novembre verrà un'altra influenza, sarà l'influenza stagionale, avrà un altro nome, quindi secondo me dobbiamo imparare a convivere con questa cosa. Purtroppo ci saranno sempre delle categorie più a rischio, che sono quelli che magari hanno delle malattie pregresse, gli anziani, però sappiamo che ogni anno, e questa è storia, l'influenza fa migliaia di vittime in Italia e nel mondo. Ora, questa è un'influenza più aggressiva, più particolare. Sono 2, 3, sono addirittura 4 ceppi dello stesso virus, per cui ce n'è uno o due più aggressivo, soprattutto parlavo con dei medici che quello che ha colpito Bergamo e quello che ha colpito Brescia è molto più aggressivo degli altri coronavirus che hanno colpito le altre zone. Mi dicevano, guarda che se prendi quello lì che ha colpito Bergamo, anche se uno è sano, in 4-5 giorni corre il rischio di morire. Ora, è difficile fare progetti in questo caso. Mi rendo conto anche, ricollegandomi al discorso di prima, che la gente è arrabbiata perché finora dal governo ha ricevuto solo promesse e non ha ricevuto niente di concreto. Questi 600 euro sono veramente ridicoli ed è ancora più ridicolo il modo per cercare di portarli a casa. Parlavo ieri con un mio collaboratore da Casablanca in Marocco ti arriva un PIN dal governo sul telefonino, arriva a qualsiasi cittadino del Marocco che abbia una famiglia, tu vai in qualsiasi tabaccheria, ti danno subito 200 euro, compri in qualsiasi parte 100 mascherine a 8 euro, qui sono mesi e mesi che parliamo di queste mascherine che costano, ne ho comprate 6 oggi, ho speso 100 euro in farmacia regolare, per cui è assurdo tutto. Abbiamo visto ieri la Svizzera, hanno dato il giorno dopo di una richiesta fatta da qualsiasi imprenditore il 10% già accreditato il giorno dopo del fatturato dell'anno precedente, non come a fondo perso, ma come naturalmente un prestito da restituire in 9 anni. Cioè qui stiamo parlando di cosa? Ogni mese c'è un decreto
e sono solo promesse. Sono andati in banca oggi, non sanno ancora come poter attivare i prestiti, i finanziamenti, non hanno ricevuto niente. È ovvio che quando la gente sente parlare del calcio, che riparla, poi magari si arrabbia. Noi giustamente facciamo parte del mondo del calcio e pensiamo alla ripresa dei campionati, pensiamo agli stipendi dei giocatori, all'iscrizione delle squadre, però facciamo la nostra parte. È un problema che ci ha travolto il mondo, e purtroppo nessuno ha una risposta. Però io dico questo, qui non ci si può salvare da soli. Sento parlare ogni giorno Italia, Europa, Germania. Qui anche l'Europa dovrà capire che o è la sua tomba questa, o deve dimostrare che siamo una nazione fatta di tanti stati, come sono tanti stati gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti non ci sono state differenze tra California, Mississippi e Stato di New York. La Federal Reserve ha battuto moneta 2 miliardi di dollari e li ha dati per questa emergenza. La Banca Centrale Europea, se l'Europa ha ancora ragione di esistere, deve battere euro e darli agli stati che hanno avuto questa emergenza, perché il presupposto della sopravvivenza dell'Unione Europea, Andrea, non è così come in America qua. È l'aiuto. No, Andrea, scusa, non è proprio è una storia completamente diversa. Andrea, ma sai perché ti dico questo? Sai è un po' diverso, però facciamo un discorso. Perché anche nel calcio la FIFA e la UEFA, che sono i più grandi organizzatori di tornei e non pagano un giocatore, devono tirar fuori soldi per supportare le società che fanno guadagnare loro, perché sono le società e sono i movimenti nazionali che fanno guadagnare la FIFA e la UEFA, perché la UEFA non paga neanche un giocatore. Loro hanno un sacco di soldi e in questo momento di emergenza devono darle alle federazioni che hanno subito questo disastro. Bene. È chiaro che bisogna mettere insieme il problema sanitario, il problema economico e la programmazione. Ma io sono d'accordo con il Presidente federale che i campionati vanno terminati. Certo, però per terminarli vanno terminati. Vabbè, siamo entrati sotto un problema economico, noi questo prima l'abbiamo già trattato, è un po' diverso però Andrea dall'Europa all'America, c'è un po', ci sarebbe da fare una trasmissione ma un po' diverso il concetto. Lì stampano soldi, vedono una parte dello Stato alla Cina, è un po' più problematica che entrarci, ovviamente difficilmente ci riusciremo questa sera perché ne abbiamo parlato già in altre puntate. Però il concetto è, da questa serata il titolo della trasmissione è "Il pallone si sgonfia, cambierà il mondo del calcio?". Lo chiedo a Diego che fa parte dell'associazione dei calciatori e a tu Andrea D'Amico che sei procuratore. Tra poco avremo un giocatore, avremo Manuel Iori che è capitano. Ecco, i giocatori, io credo che ci sia anche una morale, io so il tuo pensiero Andrea e fino a magari lo potevo condividere, ma oggi il giocatore non può permettersi, per me, un Messi, un Ronaldo, di prendere 120 milioni di euro all'anno. Non è una moralità, visto che i medici, gli altri cioè, io non condivido questo. Giorgio, scusa se ti interrompo, ma qui non si tratta di morale o non morale, perché se io devo andare a giocare a tennis devo pagare. Federer guadagna milioni di euro perché è il più bravo del mondo. Quindi Messi, che è il più bravo del mondo, il criterio retributivo non è certo sull'importanza di un lavoro piuttosto che un altro, perché è chiaro che una persona che salva le vite umane, e questo è un discorso troppo evidente, dovrebbe guadagnare più di tutti. Andrea, però il criterio retributivo di Messi, e arrivo per fare il tuo discorso, qui non dimentichiamoci che lo Stato italiano è socio in ogni contratto di ogni giocatore, quindi se lo Stato italiano, cosa che secondo me dovrebbe fare in questo momento di bisogno per tutte le aziende italiane, dovrebbe defiscalizzare. Dovrebbe farlo anche con l'azienda calcio, perché Andrea, calcio scusami Andrea, il concetto versa il 50%. No Andrea, il concetto tuo è corretto, però io reputo per un fatto morale, dovevo terminare il discorso perché poi avevo la domanda da farvi a tutti voi. Per un problema morale credo che sia giusto, non credo, con tutto il rispetto, che Donnarumma a 17 anni prenda 7 milioni di euro. Credo che sia un'esagerazione. Ma perché è più bravo degli altri? Ma va bene, però scusami Andrea, non è Federer che gioca singolarmente
regolarmente, gioca in una squadra di 30 giocatori e all'interno di quei 30 giocatori c'è chi prende 100.000 euro. Però detto questo, che non è questa la problematica che ti volevo chiedere, nel concetto che molti giocatori prendono è se i giocatori producono. La maggior parte delle società di Serie A, di Serie B, di Serie C, pagando determinati giocatori falliscono perché hanno degli ingaggi troppo costosi, perché questo è il sistema. La domanda che faccio a tutti, quello che sta succedendo sgonfierà il pallone anche per quanto riguarda gli ingaggi ai giocatori? Adesso mi rispondete, questa è la domanda che ti ho fatto. Ma scusa Diego, ovvio, questo ovvio, ma perché se si sgonfia l'economia reale, indiscutibilmente si sgonfia anche tutti i settori legati all'economia reale. Perché come hanno detto giustamente prima sia Pieraldo che Diego che il presidente Ghirelli, è chiaro che il calcio è un'azienda importante che è supportata dagli sponsor, dai diritti televisivi, dagli spettatori, perché i diritti televisivi ci sono perché ci sono gli spettatori a casa. È chiaro che se tutto implode, implode anche il calcio. Però voglio dirti anche un'altra cosa, che non dimentichiamo che l'allarme è anche un allarme sociale, perché il calcio non è soltanto azienda, e ha anche una funzione sociale importante per i giovani. Perfetto. Per tutto. Quindi io sono sicuro che il calcio riprenderà. Però ti volevo dire solo una cosa, perché si parla sempre dei salari dei giocatori e Diego è stato un giocatore bravo e sa di cosa parlo. E non dimentichiamoci che quest'anno i presidenti hanno speso 1.300 milioni di trasferimenti nella campagna acquisti tra quella estiva e quella invernale. Perché ti dico questo? Perché ieri ho letto ad esempio un'intervista, perché ognuno tira l'acqua al suo mulino, ho letto un'intervista del presidente del Cagliari che diceva che lui suggerirebbe, proprio per questo momento morale che hai introdotto tu, un salary cap per gli stipendi dei giocatori. E io avrei voluto telefonargli, perché lo conosco bene, e dirgli sì, però allora introduciamo anche il salary cap per i trasferimenti, così tu Barella, invece di venderlo a 40 milioni di euro all'Inter, lo dai per creare un campionato più equilibrato, massimo 2 milioni, così magari lo può comprare anche il Verona e il campionato diventa più equilibrato. Vedi che qui ognuno tira l'acqua al suo mulino. È chiaro, però credo che 40 milioni, 200 milioni per un giocatore sia un'esagerazione nei vari mercati. Anche questo mi auguro. È il mercato ho capito, ma Andrea, è una considerazione per me personale che va al di là del concetto del mondo del calcio. Io reputo, Diego e Andrea, che tu mi dirai tutto quello, reputo è una vergogna per quanto Messi sia bravo che prenda 220 miliardi delle vecchie lire. È una vergogna, è un mio pensiero, al di là delle grandi qualità che ha. Può essere che sia sbagliato. Perché quella valutazione lì, e te lo dico in grande amicizia, perché tu sai quanto io ti ritengo amico, è sbagliato, perché quella valutazione lì la fanno il mercato, la fanno le alternative, lo fa il movimento che muove un giocatore come Cristiano Ronaldo, come Messi. Cioè, anche io e te possiamo cantare sotto la doccia, ma Pavarotti guadagnava milioni di euro perché era il più bravo al mondo a farlo in quel modo lì. Se cantiamo io e te, forse ci pagano perché stiamo zitti. No, sono d'accordo, però no. Andrea, vorrei aggiungere... Finisco, scusa, dopo ti do. Andrea, poi rimani pure collegato perché dobbiamo fare... vi do tutta ragione, io do tanti soldi, se la mia azienda, faccio esempio, il calcio, la società di calcio ha le possibilità economiche di poterlo mantenere. Moltissime di queste società, da prendere la Lazio anni fa, il Parma, la Roma, il Manchester, tante altre società, non avevano le possibilità economiche di pagarlo e abbiamo visto la fine che ha fatto il Parma, la fine che ha fatto la Lazio, la fine che ha fatto la Roma, e perché pagavano talmente i giocatori che non avevano possibilità di andare avanti. Potete dirmi quello che volete. Ma bisogna andare a dirlo ai presidenti, certo, Diego Bonavina, poi anche il presidente potete intervenire. Volevo aggiungere soltanto una cosa a quello che diceva Andrea, perché giustamente Andrea parlava di azienda calcio, ma abbiamo citato Messi e Ronaldo. Messi e Ronaldo sono due aziende. Cioè non sono due giocatori di calcio, perché in quei 100 milioni che dici tu di Messi non riesco neanche a pronunciare questi. Però quello è un bilancio di una società, perché dietro Cristiano Ronaldo e dietro Leo Messi ci sono delle aziende che vivono dietro la figura del calciatore. No, ma guarda, mi ha colpito moltissimo Max Allegri quando una volta qui a Padova proprio mi disse questa roba qua, mi disse
quando tu vai a parlare con Cristiano Ronaldo, non parli con Cristiano Ronaldo, parli con una SPA, parli con una SPA. Tutto vero, però se io guardo, dico, ho fatto un esempio, faccio l'esempio di Donnarumma che a 17 anni prende 6 milioni più uno suo fratello 7 milioni di euro di ingaggio a 17 anni, permettimi che moralmente la reputo un'esagerazione, dopo il valore ce li ha, però la reputo un'esagerazione. Ti rispondo Mi ricordo Mancini quando è andato via dall'Inter, che l'hanno esonerato, correggetemi, tra Stefano Mancini e tutta la troupe, il presidente dovette sborsare, perché lo licenziò, 35 miliardi alle vecchie lire, insomma. Sono dei contratti che vanno rispettati. Ma mi sembrano esagerati. Abbiamo collegato Manuel Iori. Volevo soltanto dirti, finire questo. Eccolo qui, Manuel, lo salutiamo. Grazie Manuel di essere con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. C'è Diego Bonavina, Piraldo del Carbonare, Stefano Edre ospite, collegato abbiamo Andrea D'Amico. Prego Diego. Intanto ciao Manuel, stavo finendo il discorso di prima, che adesso ovviamente me l'hai fatto andare via, ovviamente. No, parlavi dell'azienda, hai detto che le grandi, che i Ronaldo fanno parte di un'azienda, che sono un'azienda, non sono... Ah sì, no, ti stavo dicendo che ti rispondo poi con la cosa più facile, che io ormai mi sono dimenticato di quando ero calciatore, però... bene o male, cioè non te la devi prendere con i calciatori, voglio dire. I calciatori alla fine ho detto solo è una legge di mercato. È una legge di mercato. Se io sono presa. No, ma intendo dire che è facile, sai, l'opinione pubblica dice i calciatori guadagnano un sacco di soldi, è assurdo quello che... Ma è Pieraldo che tira fuori i soldini, cioè era Pieraldo che... I giocatori sono sempre stati dei privilegiati, ma sempre, certo, ma e lo saranno abbiamo sempre. Avuto presidenti come Pieraldo delle Carbonare, è che voleva vincere i campionati, e quindi se c'era Manuel Iori che era il giocatore più forte e aveva la possibilità di andarlo a prendere, se gli offriva un contratto che a Manuel piaceva, Manuel veniva a giocare con la tua squadra, certo. Cioè alla fine... È sempre là il discorso, certo. Perché io posso chiedere 100 milioni di euro, ma se tu mi dici di no, ragazzi... Sono contento Dio, che nel giro di un minuto devo ricordarti anche il concetto che stavi dicendo, è una cosa davvero straordinaria. Allora abbiamo Manuel Iori collegato, ovviamente perché parte di questo problema ovviamente saranno i giocatori per 1000 motivi, uno perché ovviamente dispiace non giocare, due perché ovviamente non sanno come andranno a finire le cose. Allora chiedo a Manuel come sta passando questo momento, domanda che avranno fatto in 10.000, visto che lui è capitano del Cittadella, è una bandiera di questa squadra, proprio una bandiera come le vecchie bandiere. E come Manuel stai passando questo momento? Cosa ti aspetti, cosa ti piacerebbe e cosa invece hai paura che non succederà da qui in avanti? Ma lo sto passando come tutti in casa, banale ma è la verità. Più che altro non sappiamo quello che poi realmente accadrà, perché ad oggi date ufficiali non ci sono, non si sa quando si riprenderà, ci sono delle ipotesi, stanno vagliando delle ipotesi, stanno cercando anche di trovare il sistema per mettere un po' di comunque anche in sicurezza più o meno i calciatori nel momento in cui riprenderanno. A livello medico oggi so che c'era una riunione dei medici per cercare di mettere un protocollo tutti insieme per vedere di poter terminare questo campionato, che poi è il problema più grande, è proprio questo. Credo che la voglia di terminare questo campionato non sia semplicemente di voglia di tornare a giocare, ma sia quasi una necessità tornare a giocare perché credo che se non dovessimo tornare a giocare sarà un bagno di sangue a livello proprio di società, di società che non reggeranno queste perdite e non reggeranno soprattutto le future perdite, perché oltre alle perdite che ci sono in questo momento tutto il sistema, tutto il paese ne risentirà. Cioè, il calcio è la terza impresa in Italia, quindi ecco. c'è dietro un mondo che comunque ci lavora, e sponsor, è troppo vasta la cosa. Senti, quindi, Manuel ti faccio una domanda, poi te la farà Stefano, ti faccio l'ultima per quanto mi riguarda. Senti, ovviamente si parla, perché tu sei un giocatore, ovviamente da parte di molte società la richiesta di non pagare gli stipendi ai giocatori in questo periodo che non si gioca. Sotto questo profilo tu cosa pensi? Al di là di quello che deciderà il Cittadella, perché poi avremo anche Marchetti, ma tu cosa ne pensi come giocatore?
Ma io credo che se le società, prima di tutto credo che non si possa fare un accordo collettivo, come è stato preventivato e chiesto, nel senso che non possiamo paragonare ogni singola situazione al resto delle altre. Ti faccio un esempio. Un giocatore che magari è stato in una società che l'anno scorso è fallita, ora gli si chiede di trovare un accordo collettivo dove gli si chiede oltretutto di levarsi anche magari 4 mesi di quest'anno, e magari è andato in una società dove può essere pagato di più da quello che è stato l'anno precedente, e magari un suo compagno ha preso sempre gli stessi soldi, ha preso perché era nella stessa società e non è fallito. Quindi ogni singolo caso va analizzato, cioè non è che posso, quindi io credo che poi si dovrà parlare ogni singola situazione con la propria società. Io credo che se si fanno le cose nel modo corretto e nel modo giusto, io non credo che i calciatori si tireranno indietro dal levarsi una percentuale o una parte di stipendi. Però voglio sottolineare una cosa, che a parte quello che è uscito a livello di richiesta che hanno fatto le società, se voi la leggete bene, ci sono dei punti in cui secondo me non si sta cercando di tutelare il sistema, si sta andando alla ricerca di lucrare in questo momento. Cioè, se ci sono delle società che in questo momento erano già in difficoltà a livello economico per una gestione errata, ne approfitteranno anche loro, e quindi non è corretto. Cioè, ci sono stati presidenti che hanno chiesto di annullare i contratti pluriennali. Se tu mi chiedi, tu non stai lavorando nel mese di aprile, oppure non stai lavorando perché non vieni al campo, ma noi ci stiamo allenando sempre, perché noi riceviamo programmi settimanali da eseguire, da mandare video o fare. Quindi non è che non stiamo lavorando nel modo che purtroppo dobbiamo fare qua a casa. Quindi poi ci saranno tutti dei vari ricorsi sicuramente, perché non tutti saranno d'accordo, se poi non ti metti d'accordo con la sua società andrai a livello di collegio arbitrale, cioè, praticamente quello che ti è dovuto, quello che non ti è dovuto. Praticamente Manuel dici... Io credo che se la mia società mi venisse a dire Manu, io sono in difficoltà perché le mie aziende sono tutte chiuse e tutto, io non avrò problemi a parlare col mio presidente e dire mettiamoci a un tavolino e vediamo qual è la soluzione migliore per tutti e la soluzione più onesta per tutti. Certo. Però secondo me ci sono società che non stanno guardando questa situazione qua. Beh, è chiaro, tu trovi società che potrebbero approfittarne, hanno un giocatore che non gli va bene, dicono annulliamo i 2 anni di contratto, e questo sono d'accordo con te, non è corretto. Stefano No, sono società che magari saranno in fatica da molto tempo prima e quindi stanno facendo qualcosa che non è inerente al fatto del momento stesso. Assolutamente vero. Stefano Eder, poi tutti potete intervenire. Intanto ti saluto, ti vedo volentieri. Ciao Stefano. Ma tutto quello che hai detto è da sottoscrivere. Ti chiedo... Però scusami Stefano, ti interrompo subito. La mia società ha già provveduto a pagare marzo, quindi il modello Cittadella in questo momento è un modello virtuoso che ha fatto vedere che in realtà è il modello forte, cioè che una squadra che può reggere una crisi del genere anche a livello societario e lo fa tranquillamente, è il modello da seguire, ma non perché voglio dire che Cittadella si sta bene, ma perché sta dimostrando che anche in questa situazione regge l'urto. Bravi, Stefano. Ma difatti voi siete un'isola felice, l'abbiamo sempre detto, e lo dimostrano anche l'oculatezza della gestione dei Gabrieli, se no non sarebbero da tanti anni al vertice di questo club. Ti chiedo, ormai hai compiuto gli anni da poco, quindi ne hai viste di tutti i colori in carriera, però ti faccio la domanda forse anche più spinosa. Tu temi, proprio per quello che hai detto, guardando al futuro, che il sistema calcio in Italia possa saltare? Di fronte anche a determinati comportamenti cui accennavi tu. Se non si capisce, se non si ha questa presa d'atto ai vari livelli, che non si può più ragionare come prima. No, ma non si può più ragionare come prima, non come sistema calcio, come sistema paese.
Cioè, non possiamo andare così. Se noi siamo costretti a tornare a giocare, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ti faccio un esempio. In Scozia, e lascia stare il paese, il calcio in Italia e le cose, però è sostenibile. Cioè, sono andati a casa, hanno interrotto, li hanno mandati via in Scozia, gli hanno detto perfetto, lo Stato garantirà l'80% degli stipendi ai calciatori e il 20% alle società. Le società in Scozia non falliranno mai così. In Italia il 70% delle squadre, dopo questa cosa qua, se non avrà degli aiuti, rischia grosso. E non voglio parlare di Lega Pro, ma secondo me tra B e A qualcuna è a grosso rischio se non viene aiutata. Appunto. In B... Quindi bisogna veramente riguardare bene non solo il sistema calcio, ma il sistema paese. La risposta a Stefano Ede invece? No, me l'ha data. Ah, te l'ha data, Io volevi dire qualcosa con Iori? No, volevo aggiungere rispetto a quello che diceva Manuel, tutte le variabili sono giuste, quelle che diceva, ma se ne è dimenticata una che è altrettanto fondamentale. Stiamo ipotizzando riduzioni, diminuzioni, pagamento di stipendi, tagli e tutte queste robe qua, senza sapere se si giocherà o non si giocherà. Cioè, è finito il campionato? No, ma il problema è che è stato chiesto anche se si riprende di levarsi. Sì, no, ma infatti lo so questo, ma per dire che anche qui stiamo fantasticando. No, però con un'aggiunta che non puoi fantasticare, che i giocatori scade il contratto a giugno. Ma poi ci sono anche le variabili di chi ha il contratto pluriennale, di chi non c'è il contratto pluriennale, tutta una serie di cose. Ha ragione Manuel quando dice che bisogna che ogni singolo individuo deve verificare la sua posizione. Andrea D'Amico sta intervenendo. Andrea. Giorgio, guarda, sono d'accordo con quello che ha detto Manuel, dicendo che dopo aver parlato anche con Calcagno e con Grazzoli dell'AIC, che naturalmente sono stati il primo fronte nei confronti della Lega, perché la Lega è il sindacato delle squadre, dei club, dei datori di lavoro, e l'AIC è il sindacato collettivo dei giocatori. Però giustamente, come diceva Manuel, questa è una trattativa che va fatta uno a uno, come ognuno ha firmato il proprio contratto in termini economici e in termini di durata, ognuno conosce i propri impegni, le proprie situazioni, ed è un problema perché non sono arrivati ancora gli aiuti che chi è più grande dei lavoratori e delle stesse società, che sono la UEFA, la FIFA, il governo, lo Stato, doveva dare, come doveva darli a tutte le aziende. Lo Stato doveva dire alle aziende: in questo momento è inutile spostare continuamente gli adempimenti fiscali. Anno fiscale bianco, non si pagano le tasse, alle società volevi dargli un aiuto senza evitare questi discorsi demagogici, dicevi benissimo, non mi paghi le tasse, siccome lo Stato sulle aliquote più alte degli stipendi dei calciatori guadagna il 52%, ok, doveva dire, siccome io Andrea, scusa, qui in studio sia Pieraldo sia Diego stanno scuotendo la testa, non sono d'accordo su quello che stai dicendo. Il principio è giusto, però stiamo andando fuori dal seminato, perché Pieraldo, Pieraldo, ma io ti capisco, ma vuoi dire a me, a uno che c'ha Andrea, lo vuoi dire a me questo discorso qui? Anche a me piacerebbe ragionare come te, Andrea. Sai qual è la differenza, Andrea? Scusa se mi permetto di interromperti. Semplicemente che fino a 2 anni e mezzo fa io avrei detto le stesse identiche cose che stai dicendo tu. Da 2 anni e mezzo sono seduto in un'amministrazione comunale. Ti posso garantire che nel piccolo l'amministrazione comunale di Padova, che ha chiuso le entrate da 2 mesi, ha chiuso le entrate, non c'è più un euro che entra, e come Padova tutti gli altri comuni. Ti dico che i comuni sono in crisi, se non arriva l'intervento del governo, tutti i comuni italiani sono in crisi. Pensa a livello centrale, è facile, è demagogia, Andrea, dire però azzeriamo tutto, scusa un attimo, ma il governo dove li tira fuori sti soldi se non li paghi tu o io? Ma sai perché? Sai perché tu mi dici questo? Perché comunque in Italia si prendono sempre i soldi dal pozzo dove c'è l'acqua, e siccome il calcio è sempre stato un pozzo dove attingere, sia per il fisco sia per gli altri entrate indirette, le scommesse e tutte queste cose, tu sai benissimo che il calcio mantiene tutti gli altri sport olimpici, certo, anche, no?
e quindi è sempre stata una mucca da mungere, perché il 52, scusa, tu sai che ci sono due divisioni ministeriali che elargiscono fondi a fondo perso, scusate la ripetizione, ok? Ad attività che lo Stato giudica meritevoli. Sono andato a vederle proprio oggi. Ci sono i circhi, hanno incassato 200 milioni di euro a fondo perso quest'anno, e la musica 350 milioni di euro, il cinema più di 500 milioni di euro, l'editoria e tanti altri. Tutto l'aggregato di queste attività socialmente utili, ok, non vale l'aggregato del fatturato che produce il calcio. Il calcio, che ha una funzione economica, politica, perché i politici ci mettono la faccia ovunque, sia a livello locale che a livello nazionale, ok? Ha una funzione economica molto importante, perché comunque è la terza azienda del paese, paga le tasse come se fosse un'azienda profit normale, ok? Deve mantenere tutti gli altri sport, e sai quanto prende, visto che è un'attività socialmente utile? Zero. Sì, però allora, Andrea, chiedo a tutti di essere un po' più brevi, perché davvero... Se io devo pagare le tasse come se fosse un'azienda normale, gli utili che produco io me li tengo io e non gli elargisco agli altri sport, o comunque altrimenti voglio avere gli stessi benefici che hanno le altre attività di queste due divisioni. Una si chiama Intervivos e una si chiama per le presentazioni registrate. Fermo lì. Saluto Manuel Ioli, l'ultima domanda, poi lo concedo ovviamente perché abbiamo tanti collegamenti. Tu, Andrea, rimani tutta la sera ormai con noi perché prendi sempre il tempo. Ma che ora finite voi? A mezzanotte, l'una, puoi rimanere qui fino a che ora vuoi. Tanto sei a casa, tu non avrai mica problemi che ti controllino per strada. Allora Manuel, volevo chiederti, ovviamente tu hai compiuto gli anni, come diceva Stefano, non so se l'ha fatta Stefano perché nella diretta televisiva ovviamente mi può sfuggire qualche domanda. Ovviamente questo è un periodo perso perché fisicamente tu stai ancora molto bene, però bisogna dirlo, hai un'età un po', insomma, nonostante te stai facendo cose strepitose e nulla da nascondere. Ecco, questo secondo te sarà un danno per il tuo fisico? Non lo so, è qualcosa che non posso valutare in questo momento. Ho cercato di lavorare il più possibile, sto lavorando con un preparatore atletico che mi segue a video, faccio allenamenti programmati, ho allenamenti programmati di mattina e pomeriggio con lui e cerco di rimanere il più, non dico voglio arrivare ad essere pronto per potermi allenare, che poi dopo un mese che non ti alleni e non corri come si deve non puoi essere in uno stato di forma, però almeno da non avere problematiche, quindi cerco di tenermi in forma il più possibile, stiamo curando l'alimentazione e tutto il resto per ripresentarsi nel caso ci danno il via libera a ricominciare. Grazie. L'ultima cosa che volevo dire rispetto a prima è che comunque 5 rate su 6 dei diritti TV sono state pagate dalle televisioni. Molte società non hanno detto questa cosa. Non la mia, ma molte non hanno detto questa cosa. Però è così, in effetti, possono anche stare tranquilli. No, perché è vero, ma sono soldi, È vero, hanno ricevuto quasi il 90%, l'80% dei contributi che le televisioni hanno di dovere da dare alle società. Grazie Manuel, come sempre molto gentile, grazie Manuel Iori. Allora, prima della pubblicità andiamo a rivedere il sondaggio per chi vuole cliccare nei vari siti della pagina Facebook che riguarda tutti in campo, ovviamente anche tutte le nostre trasmissioni Reporter, se la regia mette il sondaggio. Eccolo qui, cliccate, se siete d'accordo rimane sempre invariato nonostante... Sì, però crescono il numero dei voti, Giorgio. Ecco, siamo poi il numero di voti. All'inizio della trasmissione erano 500, 499 per la precisione e adesso sono 550. Bene, sono già aumentati una cinquantina, quindi potete cliccare, potete votare secondo quello che desiderate, però mi sembra che le percentuali che escono in automatico dai voti che voi date, ovviamente tutti dicono è meglio fermare tutto quanto. Andiamo in pubblicità tra poco. C'hai ospite adesso?